Tornano i controlli al confine con la Slovenia. Il governo italiano ne ha comunicato la reintroduzione in base all'articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen. I controlli alla frontiera verranno ripristinati da sabato 21 ottobre e saranno in vigore per almeno 10 giorni, prorogabili. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che nell'informare il suo omologo sloveno Boštjan Poklukar ha parlato di prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata, della possibilità di un simile provvedimento previsto solo in casi particolari di pericolo tra i paesi Schengen. Si parla da tempo in relazione al crescente transito di migranti sulla rotta balcanica. Ora la decisione forte del governo, presa per la crescente tensione ai confini europei, soprattutto a seguito degli attacchi contro Israele, che ha accentuato la percezione di una minaccia interna. Non fa mai piacere chiudere i confini, nessuno avrebbe voluto questo epilogo, ha commentato a caldo il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma la situazione è venutasi a creare e la stessa linea tenuta dagli altri paesi ha fatto sì che il governo prendesse questa decisione, con primo fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Quella del governo è una risposta adeguata a una situazione complessa, invece il commento dell'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Nella nota di Palazzo Chigi si fa riferimento al quadro aggravato dalla costante pressione migratoria cui l'Italia è soggetta. Nella sola regione del Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'anno sono state individuate 16.000 persone entrate irregolarmente sul territorio nazionale. Uno scenario approfondito dal Comitato Antiterrorismo del Ministero dell'Interno, che ammette le misure di polizia alla frontiera italo-slovena non risultano al momento adeguate a garantire la sicurezza richiesta.